Allora, amici bellini, le polemiche le abbiamo tolte da mezzo, arbitraggi, politica, geopolitica, perché poi si mette in mezzo anche cose che sono disumane veramente. Quindi togliamo da mezzo tutte queste cose qua. La cosa bella che ci piace a noi, poi ad alcuni piace più e a alcuni piace meno, è parlare di campo e parlare di tattiche, perché l'ultima conferenza ci ha portato alla tattica, quindi allattiamo con una bella lavagnetta, cominciamola. Allora, amici belli, quanto vi piace la lavagnetta, quanto vi piace Osimhen, quanto vi piace Di Lorenzo, perché poi questa è la partita dove veramente nessuno al mondo può permettersi di non considerare Di Lorenzo l'uomo partita per l'atteggiamento. Allora, lasciate un like, veramente. Lasciate un like per le conferenze stampa, come dice Guido, anche per i pasticcini. Io vi devo far vedere degli screenshot. Passiamo con un Amrabat subito a bomba e vediamo un pochino come si è schierato il Napoli. Scusate, c'è pure la signorina. Sul fluido.net trovate tazze, bicchieri, con le cose, le magliette. No, questa no, però vi potete divertire. Togliamo un attimo la signorina perché mostriamo bene come il Napoli si schiera contro il Verona. È una scelta precisa, abbiamo di nuovo un centrocampo a 3 che poi fondamentalmente, se vogliamo proprio esagerare, 4-1-4-1, ma proprio se vogliamo poi giocare con i numeri, perché Fabio e Anghissà erano portati a fare un primo pressing e c'è stata una scelta vera e propria di non tenere la palla per forza sempre, di fare anche dei lanci su Osimhen che scendeva molto a venire a prenderla qua e quindi tirarsi, perché si sa che Gunther ti segue a uomo e se tu te lo porti qua e poi una volta la stoppi di petto, una volta la giri subito su Politano eccetera eccetera, lo Zana stava molto più vicino. Allora piace un po' come l'idea che avevamo visto di Pioli, che mette che sì, però avendo Leao sei sempre pericoloso. Piace l'idea che ci sia Lozano qua che può accompagnare Osimhen, lo vedremo anche negli screenshot, riempie l'aria e crea più pericoli per un Verona che doveva stare attento. E quindi alla fine è bello quando l'idea che hai è buona, e a prescindere è buona e funziona pure, però vogliamo essere anche un pochino, non dico severi, ma voler fare le pulci a questa partita, perché se vogliamo, è chiaro, l'XG l'abbiamo visto, ve lo posso far rivedere, è un XG che legittima la vittoria del Napoli, ovviamente. 2 punto che sto facendo, sto spostando delle cose, ho fatto un macello, vabbè, non fa niente. Legittima, no? Legittima tranquillamente, perché si fa 2.3, perché? Perché anche i gol arrivano nell'area piccola e quindi è giusto che sia così. Il Verona uno solo e lo fa e lo deve anche fare. Ma al di là di questo, cominciamo a vedere, Di Lorenzo l'ho dovuto scrivere in maiuscolo proprio per la partita così, cominciamo a vedere subito il primo merito di Lorenzo in condivisione con Politano e anche con dei demeriti del Verona. Ve lo faccio vedere subito perché, ecco, l'ho chiamato Politano, però bisogna sottolineare che Di Lorenzo batte la rimessa laterale e non è da sottolineare, perché le rimesse laterali fanno tutta la differenza del mondo e per me sono importantissime. È uno dei fondamentali che mi fa più arrabbiare in Serie A, non saper battere una buona difesa, una buona rimessa laterale. Però vedi, Politano si va a prendere quello spazio, i tre della difesa non sanno chi prendersi, perché guardate che c'è Lozano lì, allora devi tenere un occhio a Lozano, devi tenere un occhio ad Osimhen e Politano sta scappando. Fa un errore probabilmente De Paoli, se era ancora De Paoli, credo di sì, nel rimanere a metà tra Di Lorenzo e Politano. Poi Politano è bravissimo perché crossa di destro, quindi rubi un tempo al difensore e quindi poi vedete, non si vede l'altra diapositiva, ma Osimhen attacca bene lo spazio e Lozano è lì a creare un altro pericolo. Quindi bene, guardate pure come sono alti Fabian e Anghissà, è tutto giusto. Poi
vi ho fatto vedere questa diapositiva nel video precedente dove Ceccherini qua doveva essere ammonito già e avere l'espulsione al 70esimo, non all'83esimo, perché con l'intenzione di perdere tempo, comunque un gesto di frustrazione che non si fa, si viene ammoniti in questi casi. Non si vede Di Lorenzo, vedete, io posso anche allargarla questa cosa, qual è la diapositiva? Io, vedi, è finita la fotografia, non si vede, e siamo 70 e 27 con Elmas in possesso di palla. Guardate un po' che succede, ma guardate che bellissimo, guardate. Di Lorenzo qua già capisce e siamo a 28 come secondi e parte indemoniato. Ceccherini, che ha lanciato il pallone, non si è ancora reso conto che Di Lorenzo sta lì. Guardate in 2 secondi, perché siamo a 30, quanto campo ha fatto Di Lorenzo. Bravo Elmas a vederlo e a servirlo preciso. Di Lorenzo controllerà, andrà in avanti, alzerà la testa e servirà Osimhen per il 2-0. Tutto molto bello, tutto molto giusto. Perché si sfruttano queste cose, perché la grande squadra deve saper sfruttare queste cose. Il Napoli ha creato moltissimo, Montipò migliore in campo? No, però saper fare queste cose qua fa la differenza. Proprio contro il Verona, di solito noi le subiamo queste cose qua, invece le abbiamo sapute fare e sono contento. Vediamo un'altra diapositiva di Di Lorenzo che ce l'aveva di default oggi questa cosa qui. Guardate anche in questo caso come scatta, tutte le foto di Di Lorenzo sono blur, sono sfumate, perché Di Lorenzo è sempre in movimento e secondo me insieme ad Osimhen si giocherà anche la palma di scattista. Noi il mercoledì facciamo i numeri, no? E vediamo chi ha fatto lo scatto più veloce, chi ha corso di più, e Di Lorenzo secondo me avrà numeri alti e qui verrà servito da Anghissà. E Di Lorenzo poi stopperà bene il pallone e creerà i presupposti per Elmas a destra non può giocare. Intanto in pochi minuti anche Elmas ha avuto un'occasione clamorosa dove Motifò fa una grande parata e poi anche Di Lorenzo arriva al rimorchio e tira, non inquadra la porta e si poteva fare un terzo gol. Andiamo a vedere il gol subito dal Napoli. Qua ovviamente sì, diamo un po' di responsabilità a Mario Rui, perché non ci arriva di testa e non ci può neanche arrivare, però cominciamo a vedere anche che la linea non è perfetta mentre sta sviluppando il Verona, e guardate come riempiono l'area con Faraoni che si accorcia, con Simeone, con Barak, Bessa e Caprari stanno giostrando e c'è Tameze ancora in alto. Vedete che Koulibaly sta anche come postura, vedete come linguaggio del corpo purtroppo sta un pochino sulle gambe, non sta sul pezzo, e se fosse stato sul pezzo probabilmente avrebbe dovuto guardare meno Barak, guardare di più Simeone, con un Mario Rui che poteva occuparsi di più di Faraoni. Invece in questo caso Mario Rui si trova già ad essere in inferiorità numerica e bisogna dirlo purtroppo, quindi un po' di responsabilità vanno anche a K2 che già sta così. Rachmani non si sta marcando nessuno, quindi vanno in comproprietà le responsabilità, e vediamo la seconda diapositiva dove la linea si aggiusta. Però come vedete Mario Rui, un errore che fa è questa mano dietro alla schiena, è già partito il cross di Tameze, non ti può mai arrivare sulle mani, ma questo è una cosa inconscia per la paura dei cartelli, dei calci di rigore. Se tu già sei piccolo e difendi con le mani dietro la schiena, è chiaro che il terzo tempo di Faraoni ti frega e non c'è problema. Poi ne avevi anche due, perché anche Simeone. A questo punto Koulibaly salterà con Barak, ma la palla li scavalcherà entrambi e vediamo che sia Fabian che Rachmani non marcano nessuno, è a rimorchio Bessa, ma a quel punto la palla di Tameze è bella alta e non c'è niente da fare. Gli XG l'abbiamo visti, facciamo un pochino di riepilogo di quello che è stato. Poi alla fine entra Insigne ed entra Elmas, non cambia molto, entrerà Petagna alla fine e si farà anche male, poi entrerà Gulam, ma Gulam si mette qua, Mario Rui un po' più avanti, non cambia niente. Quando entra Zielinski si mette un po' più sotto, ma stiamo lì, non cambia assolutamente niente. Come prestazioni individuali le abbiamo sviscerate e ci saranno anche delle pagelle su Fan Rating ovviamente, dove ci divertiamo a dare i numeri. Però a me piace sottolineare che il Napoli
il Napoli c'era sul campo, molto alti, molto il pressing alto, li abbiamo asfissiati bene, non gli abbiamo dato modo di fare, abbiamo fatto bene il fuorigioco. Di Lorenzo era una furia, Politano col destro, Lozano magari qualcuno dirà quello che ha giocato male, però veniva pure dall'infortunio, piano piano, perché poi parliamo delle prestazioni di Anghissà, di Fabio, tutti in crescendo, mi piace così va bene. Per il discorso Mertens non lo affrontiamo nemmeno, oggi è andato tutto bene, lo stesso Mario Rui meritava il gol, di questo per esempio non abbiamo parlato non risulta nemmeno degli highlights il non fallo di Mario Rui sul tiro che poi va in gol, vabbè, aveva fermato così, ma il Napoli è stato avvantaggiato, mi sembra evidente. Se c'è qualcosa che ho dimenticato, ragazzi, me lo fate sapere voi, ma ci divertiremo perché non è detto che questa sia una soluzione finale che vedremo in tutte le prossime 9 partite. Il Verona è una squadra particolare, il Napoli l'ha affrontata così e ha fatto anche bene. Zielinski potrà ritornare in forma e potrà essere utile, potremmo vedere improvvisamente Spalletti batte la testa e fa giocare Mertens, fa giocare Gulam, tutte cose diverse, non lo possiamo mai sapere, dobbiamo capire se Insigne torna a essere titolare oppure può fare scampoli di partita. Nel frattempo registriamo un'altra sconfitta del Toronto, 3 partite, 1 punto, quindi qualcuno in live mi aveva pure detto serve più a loro che a noi, e non posso darti torto, amico mio, non posso neanche a te darti torto. Quindi con calma, sappiamo che il calendario è tosto, sappiamo che abbiamo delle partite una dietro l'altra tostissime, però questa vittoria che ci porta più 2 rispetto all'andata, perché con il Verona avevamo pareggiato, quindi facciamo un +2 personale Napoli. Nell'andamento generale siamo ancora a -4 rispetto al girone d'andata, quindi io non me la sento di dire guarda voto un scudetto, perché poi facciamo la fine di poco prima, e invece no, godiamoci che abbiamo messo 3 punti in una giornata dove l'Atalanta pareggia e dove la Roma pareggia poi clamorosamente alla fine. La Juventus continua a viaggiare, quindi la teniamo lì e si allontanano quelle del quinto posto. Questo è importantissimo, non mi fate fare il pompiere per forza, e sono numeri assoluti. Se poi l'Inter fa quello che deve fare con il Bologna eccetera eccetera, ci riscavalcano, noi magari possiamo guardare Milan e l'Inter e le cose così, ci possiamo fare questo mini campionato con la Juventus, sarebbe meglio farcelo per terzo e quarto posto e non includere di nuovo l'Atalanta nella storia, però sappiamo che abbiamo lo scontro diretto con l'Atalanta, sappiamo che non è facile, sappiamo che dobbiamo metterci anima e corpo, al di là del Vesuvio, veleno eccetera eccetera. Voglio vedere questa squadra qua, non questa formazione qua, non questi giocatori qua, questo atteggiamento qua, furbizia, attenzione, concentrazione su tutte le palle, e anche se non hai creato tantissimo hai saputo sfruttare. Sale la percentuale realizzativa, si vincono le partite anche quando si gioca contro una squadra che gioca a calci e che ti permette un 40 minuti totale di tempo effettivo, che nel calcio è veramente una vergogna. Da New York, Valerio Fluido è tutto, mi sono piaciuti gli screenshot, l'analisi tattica eccetera eccetera, sì, vi sono piaciuti, secondo me vi sono piaciuti, se poi non vi sono piaciuti potete pure scriverlo nei commenti, non mi piacciono proprio questi video. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose credibili. Sei iscritto pure a TikTok. Prendi più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.